Buongiorno cari amici del Marietto Veneziano e del suo canale e benvenuti anche oggi in questa micro pillola di radiostesia e radionica. Bene, vediamo oggi una domanda che spesso gli utenti mi fanno tramite Facebook o Telegram, e cioè quando intraprendono un percorso di guarigione, se questa cura o questo trattamento gli fa bene o male. E quindi si fa un'indagine radiostesica e oggi la guardiamo insieme come si può fare. Bene, allora, ormai voi conoscete il pendolino del Marietto Veneziano e conoscete il quadrante radiostesico per la valutazione. Quindi ipotizziamo che il soggetto a trattare e da controllare si chiama Giuseppino il Bello. Allora, ipotizziamo che qui ci sia la sua fotografia o il testimone Giuseppino il Bello e vediamo se si può fare l'indagine radiostesica su Giuseppino il Bello. A questo punto voi vedete che anche il pendolino dice di sì. Si può fare l'indagine radiostesica su Giuseppino il Bello. Bene. Appurato questo, noi andiamo avanti, ipotizziamo che questa cura è la cura Y e vediamo, o trattamento Y, vediamo un altro quadrante radiostesico che il vostro Marietto Veneziano ha messo anche sul sito web ilcapitano.altervista.org oppure potete tranquillamente scaricarlo nel gruppo di Facebook di Ildegarda e Marietto Veneziano. Però attenzione, prima di tutto vediamo anche la qualità, sì, bisogna vedere anche la qualità di questo trattamento e lo possiamo fare con il nostro circuito radiostesico per la ricerca frequenze Bovis che sempre potete trovare nel vostro e nostro sito web del capitano.altervista.org e vediamo che ipoteticamente questa cura, questo trattamento per questo soggetto, Giuseppino il Bello, misura 12.000-13.000 bovis, quindi sicuramente è una cura fatta o un trattamento fatto da una persona sicuramente competente. Ma vediamo se per lui va bene questo trattamento, perché magari per lui, cioè il trattamento in sé è di buona qualità, ma per lui non va bene, come agirebbe su di lui. E allora andiamo a vedere un altro quadrante radiostesico che il vostro Marietto Veneziano ha fatto per voi e ripeto lo potete tranquillamente scaricare dal sito ilcapitano.altervista.org. Bene, adesso prendiamo il nostro pendolino, mettiamo nel cerchietto il testimone di Giuseppino il Bello e chiediamo questo trattamento va bene per Giuseppino il Bello e vediamo cosa ci risponde il pendolino. Il pendolino lavora, si aggancia alla scia energetica di Giuseppino il Bello e cosa dice? Dopo la sua ricerca di tutte le scie energetiche dice che la cura è favorevole, tra favorevole e molto favorevole. Ecco, adesso ci fermiamo, bisogna stare attenti perché alcune volte alcune cure partono bene, poi hanno come le montagne russe un ritorno e poi hanno un picco, cioè non sono mai lineari, hanno sempre un alto e un basso a dipendenza anche dal corpo come risponde e quindi anche il quadrante radiostesico, se è fatto da un radiostesista competente, lo rileva. Quindi bisogna sempre dare tempo anche al pendolino di ricercare bene la scia energetica. E adesso un'altra domanda è anche fino a quando posso continuare a fare questa cura o questo trattamento? E adesso il vostro Marietto Veneziano non poteva non fare un altro quadrante radiostesico che avete visto anche in un'altra pillola in cui lo spiego bene. Vedete? Sempre scaricabile da ilcapitano.altervista.org o dai nostri gruppi di Facebook. Bene, mettiamo sempre
nel cerchietto il testimone di Giuseppino Albello e poi vediamo fin quando può usare questo trattamento. E il pendolino ci dice che più o meno il trattamento potrebbe andare avanti fino a settembre. Quando siamo sicuri della risposta, possiamo dare l'ok al nostro Giuseppino Albello, e cioè che il trattamento funzionerà e sarà fatto in modo favorevole, la qualità del prodotto è ottima e sicuramente entro settembre vedrà dei risultati propositivi. Ecco cari amici, anche oggi il vostro Marietto veneziano vi ha dato una piccola pillolina e se volete continuare a seguirci potete seguirci iscrivendovi al canale per avere sempre le ultime news dei nuovi aggiornamenti, dei nuovi pillole sia sul mio canale Marietto Veneziano sia sul canale di Hildegarda oppure sui nostri gruppi di Facebook di Hildegarda e me. Bene, detto questo, cari amici, vi aspetto per la prossima pillola. Ciao!